Caseus 2025 vuol dire anche Festival delle DOP del Veneto, 12ª edizione, organizzata da Veneto Agricoltura, e noi vi accompagniamo nel viaggio attraverso le eccellenze del Veneto. Prosegue il nostro viaggio al Festival delle DOP Venete. Siamo in compagnia di Attilio Fontana, presidente del Consorzio di tutela del prosciutto Veneto DOP. Allora, importante esserci a questo festival, perché, presidente? Non si può non essere presenti a una manifestazione che unisce tutte le DOP del Veneto, quindi essendo la nostra, almeno nel settore delle carni, forse la più importante, credo che sia doveroso esserci, certamente. Un prodotto fortemente identitario del nostro Veneto, il marchio DOP è una garanzia soprattutto per il consumatore. Sì, il fatto di avere un marchio DOP è già un bel successo, è assolutamente identitario perché racconta effettivamente tutta la tradizione della produzione di questo prodotto, perché parliamo di un prodotto che è nato in Veneto da almeno 2000 anni, per cui il fatto di proseguire dopo ancora tanti anni in questa tradizione è una cosa assolutamente di orgoglio e di opportunità di farci conoscere. Desiree Faccio, il Consorzio della Pesca IGP di Verona è presente a questa 12ª edizione del Festival delle DOP Venete. Grande soddisfazione per voi, state lavorando, avete promosso e valorizzato un marchio che si era un po' perduto. Esatto, siamo super soddisfatti del risultato ottenuto fino ad ora. Siamo qui per il 3° anno consecutivo a promuovere il nostro prodotto, a riportare alla luce la nostra eccellenza che ci rende tanto orgoglio, e qui per la prima volta abbiamo provato a portare anche dei prodotti lavorati che comunque, nonostante siamo fuori stagione, abbiamo cercato di portare qualcosa come per esempio le marmellate e i succhi di frutta per far assaggiare la qualità delle nostre pesche. Paolo Donadini, Consorzio dell'Asparago di Badoeri IGP, una presenza importante la vostra qui alla 12ª edizione del Festival delle DOP Venete. Sì, Festival delle DOP perché vogliamo far presente sempre di più al consumatore quanto è importante avere il marchio IGP, e il Veneto è la regione che ha il maggior numero di prodotti DOP IGP, e noi siamo orgogliosi di essere uno tra i primi, l'asparago di Badoeri IGP. Tra parentesi, siamo l'unico asparago in Europa IGP, quindi in indicazione geografica, a essere sia verde che bianco. Stefano Zavattiero, un brindisi con il Friularo. Importante la vostra presenza qui al 12º Festival delle DOP del Veneto. Assolutamente sì, noi siamo qui con Caseus Italy, ok? È il 2° anno, ok? È importante perché noi come consorzio dobbiamo fare conoscere sempre di più questo straordinario vitigno che è il Friularo, e la denominazione, uno perché è un vitigno autoctono padovano, ok? È la seconda di OCG con il moscato e fiori d'arancio, a bacca rossa, ok? E perché è unico. In questo momento stiamo assaggiando il Consalve Vigneti Cantine con l'Ambasciatore 2018. Un brindisi generale e grazie. Marco Fantin, Soppressa Vicentina DOP, è importante essere qui alla festa delle DOP Venete, perché? Allora, buongiorno, sicuramente è importante per noi essere qui con la Soppressa Vicentina DOP perché si tratta di un piccolo prodotto, di una piccola denominazione, infatti siamo soltanto 3 produttori. È importante perché appunto si tratta di un'eccellenza che va raccontata, va spiegata e va diffusa, sia nel territorio sia, si spera, anche al di fuori. Quali sono le caratteristiche della Soppressa Vicentina DOP? Allora, a livello di produzione le caratteristiche sono nell'origine della materia prima, che deve essere 100% vicentina, quindi maiali nati, allevati e macellati in provincia di Vicenza, trasformati in provincia di Vicenza.
E a livello poi di tecnica produttiva è un'altra cosa molto importante, si lavora in maniera tradizionale, è stata preservata la lavorazione a partire dalla mezzena, quindi ci sono dentro tutti i tagli, compresi quelli nobili di coscia, coppa, lombo, guanciale, e questo dà al prodotto, gli conferisce una enorme complessità a livello organolettico.